niente. Allora, scheda, carta d'identità, Gabriele e Davide, i nomi sono questi. Chighine, giusto? Io dico bene? Spero di sì, che l'accento Chighine. Stavo appunto sperando di trovare l'accento giusto alla prima, ma non ce la farò mai. Chighine. Data di nascita per tutti e due: 14 luglio 86 per Gabriele, 15 settembre 90 per Davide. Professione: speaker radiofonici. Segni particolari: very happy. Fra poco capirete anche perché. Benvenuti e buona Pasquetta a Gabriele e a Davide. Chighine. Ma non ce la farò mai. Ma mi dia un colpetto, Chighine. Ecco, ce l'ho fatta. Perfetto. Hai superato il singolo. Grazie per essere qui e soprattutto grazie. Io sono felice di avere due giovani laureati in lingue e anche miei colleghi, sì, lingue e comunicazione. Benissimo. E sapere che avete abbracciato la radio come scelta in qualche maniera, forse anche un po' obbligata. Vi siete appena laureati? Sì, da pochissimo, l'anno scorso. Tu l'anno scorso? Da ottobre. Da ottobre. E il mondo del lavoro, anche se la laurea è quella del terzo millennio, cioè quella che lingue e comunicazione, la comunicazione. Una apripista, ma le università in questo caso non danno degli agganci o è ancora un tabù? Sai che in Italia è la ancora un tabù. Bisogna usarla non per quella che avete studiato, ma nell'altro verso. Dice. Esattamente, ma noi non siamo di quel tipo. Siete qui per un altro motivo rispetto ovviamente al discorso speaker radiofonici, però mi incuriosisce questa cosa. Prima di andare a parlare del resto, di quale radio? Di Unica Radio, che sarebbe la radio dell'Università di Cagliari. Unica vuol dire Università di Cagliari. Di tutte le università o? Dell'Università di Cagliari. Dell'Università di Cagliari. No, pensavo fosse un'unica radio per tutti, appunto. No, dell'Università di Cagliari. Quindi fate un programma? Sì. Separato o insieme? No, separato. Siete fratelli? Sì, chiaramente. Ma si vede. Non ripeterò più il cognome da qui fino alla fine della nostra chiacchierata, perché sono tanto curioso sulla dinamica del vostro lavoro nella radio. Che programma fate? Allora, io faccio un programma di cinema giovedì dalle 6 alle 20, si chiama Unica Movie. Dalle 18 alle 20? Dalle 18 alle 20. Okay. Sì. Unica Movie. Unica Movie. Ah, Unica Movie. Ok, infatti c'è Unica Movie che è lui? Unica Movie. Io invece collaboro più da dietro le quinte. Diciamo che ancora sto iniziando, quindi. Tu sei come quelli che hanno la fortuna di stare in una radio, di vedere come si fa e piano piano i primi passi. Più che altro come il regista. No, ma lo dobbiamo dire. Si inserisce. Lui farà lo speaker, ogni tanto magari ci mette del suo, dalla poi mano camminerà per conto proprio. E tra l'altro volevo dire un'altra cosa, sì? che dal 6 al 9 maggio tenteremo il Guinness World Record con la nostra radio, perché faremo 72 ore consecutive di colleghiamoci, scusate. Ci potremo anche collegare. Questo link che mi buttate, colleghiamoci. Io sono stato. Skype, lei scusi un secondo, Prego, prima di dire che lei è stato. Dai, non essere polemico. Lei è stato perché è anziano, lei usa il No, tempo io non sono passato anziano, sono giovanissimo. Benissimo, dicevo, con Skype possiamo collegarci mentre siete in diretta 72 ore, quindi dalle 8 alle 10 noi siamo in diretta qua, ci colleghiamo in diretta da voi. Perfetto, da qui vicino alla piazza San Sepolcro facciamo il nodo come striscia? Sì. Ma che passiamo, torniamo, Certo, ci contattiamo. Matteo, lo sai che noi qual è il segreto per restare svegli? Per 72 ore. Ci sarà un segreto. Il segreto Impazzirei. Presidente, molto caffè. Molto caffè. E la collaborazione di tutti quelli della radio, perché gli speaker saranno due che saranno costretti a rimanere svegli. Quando si fanno queste cose c'è sempre anche un'assistenza medica per. Credo di sì. Ragazzi, no, perché uno può anche avere dei momenti di. Avranno solo 5 minuti di pausa all'ora, che sono cumulabili comunque. E sarà una sfida con altra gente europea, africana, quindi c'è sudamericana. una gara internazionale. È una gara internazionale. Ma che meraviglia, ragazzi. Io resto interdetto in senso nobile e generoso del termine. Posso già iniziare non in senso geriatrico. Ma che stai a dire? Iniziare a supportare col mio tiffo e col mio applauso questa grande galoppata eroica. Faccia l'applauso. L'applauso mio in termini copiosi. Ragazzi, siate degni della Sardegna, dovete rappresentare tutta la nostra cultura, tutta la nostra identità, perché i sardi meritano di essere presenti in ogni angolo del globo terracqueo. Per dire in voi. bocca al lupo, 46 Ma secondi. no, ragazzi. andavo fardaggiato dialetticamente. Dico bene. Va bene, dice benissimo. Perché mi dai pizzicotti? Non ho capito Perché perché. ogni tanto rischi di avere crusca nel cervello. Va bene. Allora ti voglio sciogliere Ragazzi, la lingua. Nella vostra vita, la comunicazione, avete studiato tanto per questo e siamo qui appunto per parlare di comunicazione, perché prendendo spunto e forse precursori di tanti
che poi sono arrivati dopo, nonostante il video di Pharrell sia stato un video condiviso partendo da una colonna sonora di un film che non si è cagato nessuno. Cioè questa è la realtà delle cose. Poi la canzone invece ha avuto un successo strepitoso e in Sardegna i primi, possiamo dirlo, i primi? Sì, possiamo i primi, dire. perché io poi abbiamo mandato anche in onda in una YouTube compilation ciò che è accaduto a Muravera, sempre attraverso alla Sagra degli Agrumi, anche loro hanno dato il loro contributo, ma voi siete stati i primi. Perché avete avuto l'idea di fare questa cosa? Che poi il Grande Fratello è arrivato dopo. È arrivato dopo. Pensa che io avevo idea di usare come sigla proprio quella del programma, poi invece abbiamo cambiato. Comunque, la vostra idea com'è nata? La nostra idea è nata comunque, parliamo molto noi, tra di noi, quindi abbiamo visto questo video e abbiamo visto che l'hanno fatto in molte città del mondo, che l'avevano fatto in pochi in Italia e nessuno l'aveva fatto in Sardegna. Allora abbiamo deciso di farlo, perché no? Va bene, Abbiamo detto, ci buttiamo. Sì, ci buttiamo. E allora andiamo a vedere Andiamo un attimo, a vederlo, sì. non il video, ma di andare in pubblicità, e tra poco lo vedremo perché abbiamo anche poi un collegamento in Francia, anzi siamo già in ritardo Sì. col collegamento in Francia, speriamo che ci sia ancora l'ospite che dobbiamo chiamare, famoso. Paolo Fresu in questo caso. Pubblicità, torniamo tra poco con Paolo Fresu perché parliamo di Sardegna chi ama, poi vi spiegheremo perché e che cos'è. Torniamo in diretta e con piacere andiamo subito a collegarci con la Francia, dove devo dire grazie proprio a Paolo Fresu per averci concesso questi minuti e per parlare di un appuntamento molto bello, molto interessante che si intitola Sardegna chi ama. In questo caso abbiamo chiamato noi Paolo e Paolo ha risposto. Il Buongiorno mitico, il Paolo. grande. Ciao Paolo. Buongiorno a voi. Ciao caro amico. Grazie per la Grazie. chiamata. Ma no, è un piacere Allora, sentirti. Sardegna chi ama è da leggere ovviamente nelle due sfaccettature, cioè chi ama la Sardegna e la Sardegna che chiama appunto Certo. quelli che sono innamorati della propria terra. Certo. E allora il assolutamente. 31 di maggio c'è questo appuntamento importante che nasce dopo l'alluvione. Beh sì, è nato dall'idea quando c'è stata l'alluvione, noi il 10 di dicembre abbiamo fatto un primo Sardegna chiama a Bologna, si chiamava Sardegna chiama Bologna e da lì poi abbiamo fatto tutta una serie di Sardegna chiama... Collegamento con Ballarò, dico bene? Anche con Ballarò, Io esatto, c'ero. insomma ci sono state tutta una serie di Sardegna chiamavamo le diverse città che erano interessati al progetto e da lì c'era ovviamente l'idea di fare poi un grande Sardegna chiama proprio in Sardegna ovviamente, dalla quale isola si chiamava un po' tutti, un po' tutta l'Italia e quindi il 31 maggio ci sarà questo grandissimo evento con decine e decine di artisti, gli artisti più importanti del panorama della scena pop, della scena del jazz, di quella della musica etnica, è inutile fare i nomi perché sono veramente tantissimi, con un triplice scopo. Il primo ovviamente è quello di tirare su denari che serviranno per ristrutturare le oltre 60 scuole che sono state danneggiate dall'alluvione. Infatti il sottotitolo è Sardegna chiama, musica e cultura per costruire il futuro. Ecco, quindi la musica e la cultura che in questo caso servono per ricostruire i luoghi dove si apprende la cultura, i luoghi della conoscenza. Il secondo obiettivo è quello di riportare al centro dell'attenzione il problema Sardegna, del quale non si sta più parlando purtroppo, ma le ferite sono ancora ben aperte. Certo. Certo. E il terzo obiettivo, non ultimo direi, è quello di riflettere sui temi dell'ambiente e del territorio, perché evidentemente forse anche un po' di colpa da parte nostra c'è stata. Ovviamente quello che è accaduto nel mese di novembre scorso è stato un qualcosa di portata, come dire, incredibile, però forse noi, se avessimo rispettato di più i luoghi dove viviamo, come dire, avremmo vissuto questa tragedia. Condividiamo totalmente il tuo pensiero. Meno evidente. Quindi diciamo che rispetto al 31 maggio sarà l'ultimo appuntamento di un percorso in cui cercheremo di sensibilizzare non solamente la Sardegna ma tutta l'Italia, perché poi sappiamo che i problemi dell'alluvione sono stati in Liguria, sono stati in Veneto, ci sono stati in Emilia, ci sono stati a Roma, Purtroppo ci sono sì. stati nel Montalpontino e quindi faremo anche un congresso, un simposio internazionale sui temi del territorio, perché la Sardegna non sia solamente la regione che in questo caso si reca le ferite e che chiede l'elemosina, ma sia anzi il luogo dal quale può partire una riflessione importante sui temi del territorio. Non che questa non sia stata fatta evidentemente, ma
più la si fa probabilmente più noi saremo in grado magari di renderci conto che dobbiamo riconsegnare questa terra ai nostri figli, ai nostri nipoti come l'abbiamo trovata noi. Esatto, anche perché come per debellare molte malattie bisogna prima fare la ricerca e quindi poi dopo trovare le cure, però se non si conosce e non si fa ricerca non si può neanche attivarsi per poi cercare di arginare quei problemi che hanno provocato le alluvioni, quindi il nostro utilizzo del territorio che ci sta attorno fatto male e con poca cura porta poi a questo tipo di sciagure e poi siamo tutti pronti a piangere, perché il problema è arrivare dopo e fare manifestazioni come queste. Sì, si può dare una mano, ma quello che tu hai detto poco fa, quel congresso che organizzerete sarà fondamentale per far sì che queste cose non capitino più. Beh no, certo, voglio dire, noi raccimoleremo spero tanti soldi sia con le presenze, naturalmente invitiamo tutti i sardi ad essere presenti quella sera, non solamente perché loro sarà un contributo economico, ovviamente poi ci saranno gli SMS solidali eccetera, ma perché quella presenza a Cagliari tutti assieme in un concerto come questo è una presenza quasi anche simbolica della serie ci siamo, condividiamo anche un pensiero. Ovviamente cercheremo di raccogliere molti denari, perché molti ne servono, però la riflessione è che non basta raccogliere i denari per, come dire, mettere una toppa ad un problema, perché se domani risuccederà qualcosa di questa portata, speriamo che evidentemente non accada, certo. Noi dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare, dobbiamo essere pronti e dobbiamo riaffrontare in qualche modo i temi del territorio in un modo probabilmente diverso. Se questo riusciremo a farlo grazie alla musica, grazie alla cultura, grazie all'arte, devo dire che anche noi artisti ritroveremo uno spazio che è importante, che è quello del pensare alla cultura e all'arte come uno degli strumenti proprio per migliorare il mondo, e credo che questa sia una dei sogni che un artista deve sempre Arena, grandi eventi, Sant'Elia il 31 di maggio, Sardegna chi ama, la prevendita è già partita, ci sarà modo poi comunque di ricordarlo e abbiamo anche messo la locandina in questo momento in sovraimpressione per avere un punto di riferimento e darlo ai nostri teleascoltatori. Noi ringraziamo di cuore Paolo Fresu e soprattutto per la sua disponibilità, anche se impegnatissimo lì in Francia per quanto riguarda ovviamente i concerti. Grazie Paolo. Forza Varis, grazie, Forza Varis, vi aspettiamo. Arrivederci. Grazie, ciao Paolo. Grazie a Paolo Fresu, che bella pagina, che bel momento. Paolo Fresu è veramente un artista straordinario e un rappresentante della Sardegna in giro per il mondo. Degno di poter veramente dire titolato e anche tatuato dei quattro mori. Temi rilevanti, caro Matteo. Torniamo invece ai nostri due fratelli. Chighine. Bravissimo. Sì. Andiamo a vedere prima il video e poi ne parliamo. Dai, vediamolo.
Ma che meraviglia, beh, insomma, bello. il video che Complimenti, conosciamo, ragazzi. ma le persone che avete coinvolto sono tutte state prese per caso in giro o c'era un po' di amici, un po' di... Allora, abbiamo subito contattato amici e parenti, Sì. ovviamente. Poi siamo andati appunto in giro per Come le vie avete di fatto a Cagliari. convincere amici e parenti che sono quelli più difficili forse da convincere? Ma invece I parenti soprattutto. i parenti sì, i parenti soprattutto quelli di maggiore età sono più difficili. Però c'è anche il nostro padre per dire. Ah, beh, vedi? E gli altri li avete trovati in giro? Gli altri sì, con il video originale nel tablet, la telecamera, una breve storia del video originale, abbiamo cercato di convincere persone, alcune hanno detto di no. Quanto è stato impiegato? Cioè il lavoro è iniziato quando e il termine, quindi col video come abbiamo visto prodotto, quanto tempo è passato? Abbiamo impiegato più o meno una settimana per le riprese, girando comunque per Cagliari e poi un'altra settimana per montare il video tra vari problemi tecnici, perché comunque non siamo del mestiere. Quindi... Beh, però l'avete fatto molto bene Sì. e devo dire che il risultato, quante visualizzazioni ha fatto? Quasi siamo a 115.000. E là. Sono numeri importanti per Moltissimo. un video buttato lì così, come dire, divertiamoci oggi, facciamo questa cosa, perché forse lo spirito era quello, però un pizzico di volontà e di voglia di fare questo come mestiere esiste nel aver fatto questa prima esperienza? Beh, sicuramente Non tanto dopo i questa- registi, ma quanto la televisione, insomma questo mondo credo che abbiamo studiato comunicazione. questo video ci ha dato la spinta, soprattutto i feedback positivi ci hanno dato la spinta per magari fare qualche altro progetto. Ma avete già un nome d'arte o qualcosa che identifichi? Ancora no, perché dopo questo primo no. progetto ci dobbiamo pensare. Però sì, abbiamo studiato per quello. Ah, la- però certo, c'è già certo. l'idea di farne un altro. Sì. C'è l'idea. C'è un'idea, Idea. sì. Vabbè, non vogliamo Le estorcere. premesse sono buone. Beh, quello che abbiamo sì. visto è Sì, mi sono sicuramente divertito. Presidente, molto. sarà il primo a essere contattato. Ecco, Grazie quello- cari quello amici. che volevo io Grazie, cari consigliarvi, amici. andate Anche direttamente a lui, casa però. sua. Sempre a casa mia. Sì, Vorrei anche nel tu, castello Abbi Mameliano. pazienza, vedremo, dai. Troveremo il modo, dai. Aspirazioni per il futuro in mente cosa avete? Allora, io vorrei seguire sempre la storia appunto della comunicazione della radio, che mi sta piacendo molto, facendola. E poi, come hai detto tu, anche televisione. Comunque a me piace tantissimo il cinema, appunto faccio il programma di Cinema, cinema. sì. E quindi, sì, Il tuo film preferito? il mio film preferito, beh, quelli di Tarantino. Per esempio Bastardi senza gloria. Ok, capito, lei l'ha visto Sì, sicuramente, come no, sì. Stardi senza Sì, gloria, io l'ha sono visto per film 3 classici. volte. Tu. Lei l'ultimo film che ha visto al cinema quando risale? Giulietta e Romeo. Del 1900? Adesso mi pare del No, 74. no, lei era al cinema a 75. vederlo in che anno? Chianzi. Ma chi se ne frega? Ma non mi interessa, che anno era quando è andato al cinema? Nel 76, quel film. Dal 76 non è più andato al cinema. Sì, qualche altro film l'ho visto, però mi restò Lei davanti dietro impresso, tutti quanti, era perché questo il film piansi che moltissimo. il secondo film che ha visto. Vabbè, insomma, No, il ne ho cinema visto e il Presidente Mameli sono un po' una Un cosa po', che sì. non vanno Sono di per pari i passo. film classici, però prendo l'impegno di rinnovarmi sul piano della cultura cinematografica. Davide invece? Anche io L'avevi vorrei detto? comunque continuare a lavorare iniziare a lavorare nella comunicazione, soprattutto per quanto riguarda il turismo, comunque comunicazione per gli stranieri, promozione della Sardegna e della città un di po' Cagliari. diverse No, possiamo dire e fare anche sì. questa riflessione, e lo facciamo anche i nostri governanti, che di forze lavoro intraprendenti, preparate, laureate, con buone idee, soprattutto con tanta voglia di fare, ce ne sono. Bisogna trovare lo spunto per dare spazio, la meritocrazia deve assolutamente e principalmente esistere per dare spazio a chi appunto ha qualcosa, un talento da far vedere. Se no, portare, certo. qui ci sono 2 ragazzi che Due hanno ragazzi, fatto anni di studio, si sono laureati in corso, credo, perché siete molto giovani, hanno tutte le carte in regola e stanno qui a guardare molti altri che invece lavorano al posto loro, oppure anziani che sono ancora a lavorare e che dovrebbero lasciare il posto ai giovani. Purtroppo però viviamo una situazione per la quale Noi dobbiamo- i 40-50 anni sono diventati i nuovi anziani, vedi un po'. Vediamo i giovani Matteo Assolutamente. che rappresentano che cosa? Il frumento, il grano futuro della società italiana. Va bene, non poteva mancare questa chiusura, È d'altronde. ovvio. Ragazzi, noi vi ringraziamo, cioè è stato proprio piacevole, bello chiacchierare simpaticissimo. con 2 giovani che hanno delle carte da spendere. E chissà mai che si trovi appunto già dall'appuntamento del Guinness per quanto riguarda le 6-9 72 maggio. ore, 6-9 maggio, ma ci teniamo in Verremo contatto, informati. ricordatecelo, così instauriamo Sì, sì. questo collegamento Skype come i 2 di Avventure Sono appunto curiosissimo.
hanno già da tempo messo a disposizione di tante realtà che si collegano con noi. Grazie a Gabriele e a Davide Chighine. Ma ce l'ho fatta! Bocca al lupo, ragazzi! Suona le campane a festa! Vi lasciamo ai due di Via Venturi, guardate questo progetto, ai due di Via Venturi, ai due dell'Abitacola, guardate questo progetto che è altro che cinema, ma molto di più. Follia dialettica. Sua. Sì, sempre mia. Sempre la mia.